Il concerto del masterclass degli allievi del tenore Gregory Kunde si è appena concluso e abbiamo qui con noi i due allievi che relativamente alla città dove si è svolto il concerto, Fiumefreddo di Sicilia, sono rispettivamente appunto il più vicino e la più lontana, perché abbiamo esattamente qui con noi Luigi Turnaturi, che sarebbe il più vicino perché è di lingua glossa, praticamente a pochi chilometri da Fiumefreddo, proprio pochissimi chilometri, e la più lontana Isabelle Ange, che viene da Dijon, vicino Parigi. Allora, abbiamo quindi questo piacere di avere questi due artisti accomunati in questa intervista proprio perché oltre ad essere il più vicino e la più lontana, ma condividono un'altra cosa, e cioè stasera hanno ricevuto ex aequo una borsa di studio offerta gentilmente dall'Istituto Siciliano d'Arte, Musica e Spettacolo Barone Emanuele d'Astorga. E quindi diteci qualche impressione relativamente a questo successo che avete riscosso stasera. È stato un onore e sono molto contenta di questo prezzo che mi fa molto piacere in quel paese, pure che è il paese dell'opera, dunque non so se si dice doppiamente Sì, sì. contenta. Brava Isabelle, Isabelle è francese, però come avete sentito parla molto molto bene l'italiano. E invece Luigi, tu parlaci in siciliano? No, in italiano? Bene, possiamo parlare in italiano. Sicuro è stato un successo inaspettato. Mi ha fatto molto piacere ricevere dal maestro, soprattutto dalla commissione, questo premio. Mi ha fatto molto piacere. Dicevo prima scherzando, parlo in siciliano, poi mi sono corretto in Sì, italiano va perché bene. Luigi Turnaturi ha eseguito in occasione del concerto l'aria famosissima siciliana di Formisano Calì, E voi dormite ancora. Passati stari, non dormiti più, ammenzani fidenza stranezza, ci sogno pur io, aspetto voi, mi vidi ricapaci a così bella, ma sotto fora tutti lontani, e aspetto solo quando affacciati. Bene, allora chiudiamo la parentesi del concerto e parliamo invece della masterclass del tenore Gregory Kunde. Isabel, tu con Sicilia Opera Academy hai già frequentato un'altra masterclass, quella del maestro Marcello Lippi, famosissimo baritono, nonché direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Ci puoi parlare di queste due esperienze, quindi dell'esperienza con il maestro Marcello Lippi e dell'esperienza con il maestro Gregory Kunde? Quali emozioni, quali sensazioni ti hanno dato questi maestri e se ci sono dei punti in comune o delle differenze fra queste due masterclass. Infatti, tutti e due i punti similari sono che questi grandi cantanti che hanno fatto una carriera immensa, hanno cantato con grandi cantanti, sono molto semplici, e,
ci danno sempre cose, un'esperienza unica senza guardarci come se fosse... siamo molto importanti come se fosse artisti già in carriera, e questo tutti e due i maestri, io l'ho sentito così, hanno fatto la stessa esperienza. Dopo la differenza è del baritono e del tenore, forse un po' tecnica, ma insomma le cose sono molto interessanti, le due parti di cantanti che cantano sulla scena ancora adesso. Dunque per me è un'esperienza molto positiva e spero altre masterclass. Bene, tra l'altro l'esperienza con Sicilia Opera Academy ti ha portato anche bene perché, lo diciamo, a parte aver vinto questo premio stasera, questa borsa di studio, ma tu in occasione della masterclass di Marcello Lippi avevi anche lì vinto un'altra borsa di studio con il premio intitolato alla scuola, al tenore scomparso purtroppo di recente. Quindi possiamo dire che Sicilia Opera Academy ti porta bene? Eh sì, mi porta bene, mi porta fortuna e spero che forse altri cantanti francesi forse hanno più tardi questa opportunità di avere quell'esperienza e quel borsa di studio che... Che non guasta, che non guasta. Quindi un invito rivolto a tutti i cantanti francesi, ma non solo francesi. Tra l'altro, venendo a studiare presso Sicilia Opera Academy, hanno anche la possibilità di godere il clima della Sicilia, il mare e tutte le bellezze della nostra terra. Le granite anche. Le granite. E adesso è la volta di Angelo Villari. Angelo, stasera è stato un tripudio, un trionfo al concerto della masterclass del maestro Kunde, con il tuo Nessun Dorma, tutto il pubblico si è alzato in piedi per applaudirti, io quasi profeticamente ti ho detto chissà che queste parole non preludano a qualcosa, e infatti Angelo si è aggiudicato la borsa di studio offerta dall'Istituto Siciliano d'Arte, Musica e Spettacolo Barone Emanuele d'Astorga. Allora, Angelo Villari, quindi hai frequentato questo masterclass con il maestro Kunde, qualche emozione, sensazione, insegnamento che porterai con te da questo masterclass? Ma guarda, io sinceramente sono molto contento di aver partecipato a questo masterclass. Ho conosciuto il maestro Kunde sotto diversi aspetti, uno dei quali è la sua grande umiltà come uomo, come grande artista. Già nella sua esperienza decennale, pluridecennale, si è dimostrato disponibile ai nostri confronti, insomma, con la sua esperienza, i suoi consigli, è una persona umilissima e, devo dire, un grande artista. Devo dire, sono molto contento di aver frequentato questo corso. Mi trovo con Vito Cannone, un tenore che è venuto a trovarci da Mola, provincia di Bari, e con il maestro accompagnatore della masterclass del tenore Gregory Kunde, il maestro Alberto Magnaci, che invece viene da Palermo, un po' più vicino. Allora, Sicilia Opera Academy è stata un'esperienza che porterai nei tuoi ricordi, Vito? Beh, sicuramente, certo. È stata una bellissima esperienza, gli insegnamenti del maestro Kunde sono stati, saranno sicuramente molto proficui per un mio studio più approfondito, quindi per la tua carriera. Per la mia Quindi, carriera, sì, sì. Esonezzava la terra, stride all'uscio dell'orco, e un passo sfiorava l'arena.
Maestro Magnaci, lei ha lavorato tantissimo per questo masterclass, il pianista è davvero la persona forse che in assoluto sgobba più di tutti perché suona in continuazione, 6, 7, 8 ore al giorno. Allora, che suggestioni, che emozioni, che ricordi porterà con sé di questa masterclass? Sì, è vero che si lavora 6-7 ore al giorno, però sono tante belle soddisfazioni, per due motivi secondo me, al di là dell'aspetto proprio artistico, di avere a che fare con un maestro di una grande importanza, di una grande carriera, è molto bello secondo me lavorare con i giovani, lavorare con i nuovi talenti, lavorare con le persone che cercano di fare bene questo mestiere e cercano di volersi perfezionare. Quindi al di là del contatto umano, quindi stare a contatto per una settimana, vivere bene insieme, scambiarsi opinioni, scambiarsi pareri, e proprio anche sulle piccole cose, al di là di questo penso sia stato molto importante lavorare col maestro Kunde. Ne parlo in prima persona per me, perché sono, oltre a fare il pianista, faccio anche, almeno provo a fare il direttore d'orchestra, il maestro, oltre ad essere un cantante, è un direttore d'orchestra, quindi mi ha dato anche dei suggerimenti molto utili e molto interessanti sulla tradizione, sul modo di conoscere l'opera, che veramente raramente si sente, anche da grandi interpreti si sente, questi suggerimenti importanti si sentono molto raramente. Bene, con questa intervista si chiude il ciclo dedicato al corso tenuto dal maestro Gregory Kunde.